L'inviato speciale Mission Impossible, solo su Radio Star e in streaming su telesardegnanetwork.com a cura di Renato Scani. Calcio di punizione in favore della formazione del Legia, 42-50 nel corso di questo primo tempo, con il vantaggio della formazione in completo bianco di casa. Calcio di punizione, tutta la formazione ovviamente del Legia pronta a ricevere il pallone in area, parte velocemente, il pallone viene deviato di testa dai difensori del Fogon che si difendono come possono in questo istante, tutti all'indietro, a difesa ovviamente della propria porta, poi cercano di partenza ed è il Legia Varsavia che però guadagna la rimessa laterale qui sotto la mia postazione, quando siamo ormai vicinissimi al termine dei primi 45 minuti. 1-0 il vantaggio del Legia, ma posso dire che per quello che ha fatto vedere il Fogon avrebbe meritato il gol del pareggio in 3-4 occasioni. È andato vicinissimo alla marcatura. Rimessa in gioco avvenuta in questo istante, ma poi vediamo pasticciano e spediscono la palla direttamente oltre la linea bianca i giocatori del Legia. È azione che sfuma. Siamo al 44esimo nel corso di questo primo tempo, risultato invariato, Legia 1, Fogon 0, linea alla regia.